Allora, non solo sapersi muovere dietro le quinte, quindi ai fornelli in una cucina o tutto quel che riguarda la pasticceria come i nostri allievi, ma qualche cosa in più che tante volte i più giovani trascurano, tralasciano perché per anche modelli educativi diversi e invece c'è una rigidità di pretese per lo più nel mondo del lavoro, ovvero il comportamento. Certo. Comportamento in sala, loro hanno un ruolo importante in sala, un comportamento davanti a un cliente, potrebbe essere il proprio cliente se apre una propria pasticceria o un proprio ristorante, insomma sapersela cavare, non è semplice. Assolutamente, noi iniziamo con i nostri ragazzi in prima proprio dalle basi per arrivare poi a un servizio impeccabile, devo dire, così come può essere quello di Champigny in sala. Dopo 3 anni partiamo addirittura dall'insegnarli a mangiare seduti a tavola. A loro? Ai ragazzi, perché spesso arrivano che non sanno utilizzare le posate per mangiare. Infatti questa è una prova che alcuni fanno, devo dire la verità che ho già sentito vittime di queste prove, vissute con terrore da chi ha dovuto farle, perché magari in famiglia non ci sono insegnamenti di base. Non c'è spesso l'abitudine e quindi loro vanno subito in crisi, no? E spesso ci chiedono anche il motivo, ma quella è proprio la base, per poi arrivare alla postura, al rispetto non solo del cliente, ma del compagno, dell'insegnante, rispetto all'altra persona poi fondamentalmente. Sarebbe poi dei colleghi di lavoro, dei dipendenti. Quindi è un lavoro abbastanza serrato e devo dire che il nostro insegnante di sala ci crede molto, lui tra l'altro è direttore d'albergo, quindi sa cosa vogliono. Cosa richiede il mondo del lavoro ed è veramente fondamentale che loro lo imparino fin da subito, perché rischiano anche di non trovare lavoro se non hanno un comportamento adeguato. Possono essere i più bravi cuochi, adesso tra l'altro sta iniziando a prendere piede il cuoco che presenta in sala il proprio piatto, quindi bisogna saper parlare, bisogna sapersi porre col cliente, questa cosa devono imparare subito a scuola, fin dalle primissime lezioni. Infatti no, era proprio quello che ne abbiamo parlato anche di recente, anche qui in trasmissione, il saper raccontare come è fatto un piatto, perché c'è questa scelta di quegli ingredienti, a livello salutistico, che tipo di apporto può dare o che problemi per le persone che poi per il discorso degli allergeni che stanno venendo fuori, quindi devi avere anche una capacità di parlare, di saper raccontare queste cose. Che cos'è che in sala ti ha colpito di più? Che ti ha chiesto l'insegnante? Cos'è che ti ha colpito? Beh, chiesto mai perché sorrido sempre, aiuto, faccio. Ma cosa ti ha insegnato? Ha insegnato il Galateo. Ah, il Galateo, sì. Quindi ti ha colpito, è diverso da quello che... Sì, che non avevo capito, cioè, come si usa le posate, come si mette il tovagliolo, che è obbligatorio mettere il tovagliolo sulle gambe quando mangi. Io volevo chiederti anche perché tu vieni da una cultura diversa, comunque sei di origine cinese, che zona della Cina? Xiamen. Ecco, quindi la Cina poi fate in tante regioni come l'Europa, tanti stati. Quindi vicino all'isola Taiwan. Ecco, quindi sono abitudini veramente diverse, modi anche di preparare i piatti diversi. Hai fatto mai dei confronti tra il vostro Galateo, che esiste, e il Galateo italiano che stai imparando, i vostri dolci e i dolci che tu stai imparando, che ami? Soprattutto i dolci, perché è praticamente molto diverso da quelli d'Italia, perché non hanno come la tiramisù, cioè hanno pochi dolci di crema comunque. E sono sempre gli stessi che non cambiano mai. Di frutta, di gelatine, vero? Sì. E contano i colori da voi? Colori che sono più coloranti, che a me non mi piace proprio. Quindi tu vorresti portare una cucina genuina in Cina? Fare un salto culturale? Sì. E come comportamento una cosa diversissima da voi? Che cosa di Galateo, che cosa hai imparato? Che si mangia con le forchette e i coltelli, perché da noi si mangia di solito con i cucchiai o bacchette. Bacchetta, infatti questa è una cosa importante. A te invece di Galateo, di comportamento, che cos'è che ti ha, o che vi ha come studenti, insomma, di cui avete parlato? Sicuramente in cucina ci vuole creatività, molta serietà, soprattutto nel servizio,
e Concentrazione e silenzio. concentrazione, silenzio, essere... E rispetto anche Sì. delle gerarchie, dei ruoli. Sì, perché se una cucina, diciamo, è in disordine, incasinata, non si riesce a preparare i piatti per il commensale che deve essere fuori. Tu che vorresti un domani aprire un tuo ristorante, sei pronto anche a raccontare quello che fai? Sì, Ti piace? Sì, Ti piace questa idea? sì, sì. Quindi, quindi anche il dialogo, il rapporto con il Sì, cliente. valorizzare il piatto, C'è una telecamera davanti. perché se il piatto non viene valorizzato, il lavoro che si fa in cucina... Non è capito. Esatto. Infatti. Quindi ecco qui anche il comportamento, la capacità di dialogo. E chiedo a entrambi, e il marketing? Cioè mi viene spontaneo, perché vista anche la volta scorsa che voi siete venuti, avete parlato due studenti, la cui idea era comunque quella di mettersi in discussione, quindi andare all'estero, fare marketing di se stessi, che è una cosa, ma anche della propria eventuale azienda un domani, mettersi in autonomia. Loro già le idee ben chiare, pasticceria, ristorante, cioè, e quindi qui anche le condizioni di marketing sono importanti. Sicuramente ci sono o sono in previsione di essere... no, assolutamente, anzi sono integrate all'interno di percorsi, però io farei notare due cose. Uno, l'importanza della relazione col cliente. Noi battiamo sì, moltissimo su questo. È chiaro che in particolare il settore ristorativo l'attenzione al cliente forse è enfatizzata perché la relazione è diretta, ma non dimentichiamoci che un meccanico auto quando fa l'analisi dell'auto in ricezione, se non sa dialogare con il cliente piuttosto che un elettricista o un termoidraulico o... per non parlare poi degli estetisti e degli acconciatori, dove lì la relazione col cliente è assolutamente importante. I ragazzi, proprio per questo puntiamo molto sull'educazione, in primis, in questo caso il Galateo, ma anche proprio sulla relazione col cliente, dove il cliente deve essere centrale. Per quanto riguarda invece la promozione e il marketing, noi siamo impegnati anche, si parlava prima delle attività all'estero, di creare reti con partner stranieri, Svizzera, Belgio, Germania, Finlandia, Inghilterra. Stiamo lavorando adesso, dico un po' in anteprima, perché lo diremo ufficialmente in occasione della consegna tra l'altro di borse di studio ai giovani veronesi, ai loro colleghi veronesi. Stiamo dialogando con alcune imprese che hanno aperto, non so, ristoranti a New York, e manderemo dei ragazzi, 2 o 3 selezionati, che faranno una selezione vera e propria sulle capacità professionali e andranno in un ristorante blasonato, non faccio ancora nome e cognome perché proprio stiamo chiudendo proprio in queste ore, così come abbiamo mandato altri ragazzi all'estero e siamo impegnati borse di studio, insomma, con sostegno di borse di studio date da alcune fondazioni dove i migliori andranno a fare questa esperienza, che è cosa importantissima. Così come abbiamo mandato a Gerusalemme quest'estate un paio di ragazzi dove oltre a un'attività all'interno di una struttura qualità hanno fatto anche un'attività di tirocinio a Gerusalemme, anche di valore sociale. Noi per esempio puntiamo molto sugli aspetti professionali, ma non dimentichiamoci che tutti noi viviamo in un mondo di relazioni. Sono andati a fare gli chef, in questo caso, presso la custodia, una delle case d'accoglienza, custodia di Terra Santa, dove migliaia di pellegrini ogni giorno dovevano mangiare e hanno lavorato un'equipe interculturale perché erano presenti da arabi, israeliani, italiani, da mezzo mondo, e hanno lavorato imparando, tra l'altro contaminando, non so, i piatti, la cucina italiana con la cucina araba piuttosto che israeliana, ed è stata un'esperienza bellissima. Potremmo anche dirne alcune, sempre nel settore alberghiero. Noi abbiamo gestito 2 stand alla recente Fiera del Riso di Isola della Scala, dove i nostri allievi si sono classificati tra i primi, nostri allievi che insomma, erano in competizione tra l'altro anche con chef, risottari, cioè il termine risottaro lì è chi prepara il risotto, ma sono chef blasonati, e i nostri sono arrivati terzi. Cioè, quindi la prima volta che partecipano, sostenuti, e hanno per 26 serate, tra l'altro in una modalità nuova, su questo anche
Tiziana Cosma può che raccontarla, quella della modalità dell'impresa didattica, che è un'assoluta novità che noi abbiamo inserito all'interno delle offerte per i giovani, dove è cosa diversa rispetto allo stage del tirocinio. Acquisiamo commesse da aziende esterne e quei ragazzi le realizziamo, sempre una modalità comunque dove loro imparano, seguiti da un docente e da un esperto, realizzano la commessa e vengono retribuiti dall'azienda attraverso una modalità che è prevista dalla nuova normativa. Quindi anche l'aspetto economico è importante. Cioè sono attività fuori, cioè extracurricolari, è giusto che i ragazzi si impegnino, ma vengano anche retribuiti, e questa è una cosa che si sta sviluppando. Siamo tra i primi in Italia. Ecco, questo è molto bello. L'Expo adesso è un'opportunità, il settore agroalimentare, anche se il tema è l'alimentazione in generale, però sarà l'accento anche su questo. Può essere un'opportunità, avete qualche allaccio, qualcosa, se lo chiedo a lei, però magari il direttore. Con il festival, se vuoi c'è accennare l'esperienza. Ecco, c'è un'idea di un'esperienza che adesso stiamo costruendo, chiaramente noi abbiamo già delle richieste con partecipazioni singole all'interno dei vari stand, dove ogni centro è stato invitato dall'azienda piuttosto che dall'associazione di categoria. Ma c'è la voglia, guidati dalla Regione del Veneto, di partecipare attraverso il Festival della Ristorazione che si terrà il 15-16 aprile a Piazzola sul Brenta, una cornice bellissima che è quella di Villa Contarini, dove tutte le scuole, Festival della Ristorazione, dove tutte le scuole, i centri di formazione professionale si sfideranno tra di loro, accompagnati da aziende che metteranno a disposizione i prodotti tipici piuttosto che da chef anche di calibro internazionale. Quindi è un esame, qui possiamo definirlo. Assolutamente, con giuria qualificata e giuria popolare, quindi i migliori verranno premiati e il gruppo che vincerà, so che la Regione del Veneto sta organizzando per una partecipazione allo stand istituzionale italiano di Expo 2015. Beh, una bella esperienza comunque, sì. Questo sì. Quando è che si svolgerà questa grande competizione? Ecco, è ancora la competizione il 15-16 aprile del Festival della Ristorazione. Anche loro direttamente? Assolutamente. Anche perché abbiamo vinto l'anno scorso, per cui contiamo di bissare. Ecco, vi state preparando per questo? Io sarò in stage. Ah, è vero, tu sei in stage, quindi la perdi, tu invece? Per adesso no. Però dopo ci saranno? Sì, abbiamo tempo di prepararci. I tuoi compagni di classe, e chiedo anche a te i tuoi compagni di classe, per lo più che cosa vorrebbero fare da grandi un domani? Quindi che ambizioni hanno, che tu senti, ti confronti? La maggior parte, come me, diciamo, uscire a lavorare, magari in futuro aprirsi un ristorante, altri non si sa. Altri non hanno ancora le idee chiare, comunque la maggior parte è un ristorante, invece secondo te magari le tue compagne? E cameriere o bariste. Ah, cameriere o bariste? Quindi Per le compagne. E per compagni alcuni 2 pasticceri e altri camerieri. Ah, quindi tu sei una delle poche che ha già le idee chiare come pasticcera, brava. Ecco, una cosa che sottolineo, la propensione di questi ragazzi a immaginarsi imprenditori. Adesso infatti. sono ancora in fase di immaginazione, però abbiamo un 30-33% dei nostri ex allievi che hanno creato impresa, che hanno, e danno lavoro, parlo di generazioni, magari non so, ragazzi che 10 anni fa hanno frequentato i nostri centri, e danno lavoro e creano posti di lavoro. No, ma questo è importantissimo. Lei ha sulle sue ginocchia il libro di Verona, della serie di Verona, sì. 2 parole proprio che andiamo velocemente verso la chiusura. Ma questo lo mostro, è un libro celebrativo che raccoglie però le esperienze. 60 anni di storia non li dimostrano non tanto per noi che ci lavoriamo dentro, che magari lavoriamo anche da tanti anni, ma soprattutto perché le famiglie continuano a sceglierci, hanno fiducia nell'attività formativa che noi offriamo, in fin dei conti noi esistiamo e lavoriamo per loro, per le famiglie e per i giovani, e qui sono raccolte alcune testimonianze, alcune, come dicevo prima, anche toccanti, che commuovono e che fanno capire da dove viene la storia di tanti giovani, di generazioni anche passate, che è un po' la storia del nostro Veneto dal dopoguerra in poi.
Non dimentichiamoci che questi centri sono nati per vocazione territoriale, promossi dalle ACLI, dall'Associazione Cristiana Lavoratori Italiani, e alcuni proprio hanno il sostegno fortissimo delle comunità locali. Quindi c'è questo sguardo verso il futuro, verso l'internazionale, quindi fuori dai confini, però fortissima radicamento sul territorio. Questo radicamento è per noi la linfa vitale. Ecco, infatti, quella è la caratteristica dell'Istituto di Piazzolla, per esempio. Io vorrei aggiungere una cosa perché Piazzolla è veramente particolare, non perché io lo diriga, ma rispetto al radicamento l'esperienza che stiamo facendo importante è affiancare all'attività per i ragazzi più giovani un'attività triennale per adulti, di fatto sono tutti diplomati o laureati nel settore del restauro. ENAIP ha scelto la sede di Piazzolla proprio per far crescere questa esperienza che è nata Una volta nel era anche a 92. Padova, no? C'era qualcosa? Allora, il settore restauro è nato all'ENAIP di Padova, nel 2000 abbiamo deciso di spostarlo all'ENAIP di Piazzolla, è nato proprio con me nel 92 e l'abbiamo spostato a Piazzolla perché il centro di fatto si prestava a Villa Contarini, quindi insomma sicuramente l'humus c'era. E anche qui, così come diceva anche il collega dal piano prima, è stato fatto un grosso investimento sulla struttura, i laboratori, abbiamo laboratori all'avanguardia. E quindi siete un'eccellenza. Un'eccellenza aperta tra l'altro a livello internazionale, perché poi abbiamo allievi che arrivano non solo da regione, dall'Italia, ma anche dall'estero. Quindi un'ulteriore opportunità per riqualificarsi professionalmente. Detto questo, siamo arrivati al termine. Vi ringraziamo, adesso vi lasciamo ai vostri studi, tornerete a scuola, immagino. Ringraziamo anche voi di essere venuti, ricordiamo le iscrizioni si chiudono il 15 di febbraio, quindi domani praticamente, online, esatto, iscrizioni sito online, c'è comunque la possibilità di informarsi, esiste sempre nei vari istituti. Anzi, sottolineo il fatto che le nostre segreterie sono disponibili per supportare le famiglie nella procedura. È nuova, non è difficilissima, però siccome c'è da aprire un'email personale eccetera, siamo assolutamente disponibili. Benissimo. Basta che ci chiamino. Grazie molte, grazie ai nostri ospiti e ai nostri allievi, grazie a voi di averci seguito, noi ci troviamo presto con un altro approfondimento.